Io sono sicuro che Alex continuerà a sorridere di gusto guardando noi dall'alto, adesso che è arrivato sul più alto dei monti. Una chiesa gremita per l'ultimo saluto ad Alex Sfarronato. Centinaia le persone che hanno raggiunto San Giacomo di Romano d'Ezzelino proprio per ricordare il 41enne travolto da una valanga il 7 febbraio. Una morte improvvisa mentre faceva ciò che più amava, come hanno sottolineato gli amici durante il funerale. Grazie per averci insegnato ad amare la montagna e ad averla condivisa con noi. Grazie per averci sempre accompagnato in splendide avventure che solo chi le ha vissute insieme a te può veramente capire quanto meravigliose siano state. Rose, tulipani e gerbere gialle, di un giallo acceso, proprio come la sua energia, la sua voglia di vivere la vita appieno, la sua risata contagiosa. Alex c'era sempre per gli altri, non mancava mai a una festa, per molti era la luce del gruppo. Questa è la sua qualità più grande, quella che tutti porteranno nel cuore. Questo era il tuo spirito, Alex, di una guida, di un amico, dal cuore grande che non lasciava mai indietro nessuno, non solo in montagna, anche nella vita. Sempre a rassicurarsi e rassicurarci che tutti stessimo bene. Un vuoto che mai potrà essere colmato né dimenticato, perché anche nel dolore immenso della perdita, Alex lascia una lezione che resta per sempre. L'amore verso la tua amata montagna, la vivevi con una passione autentica. Se gli avessimo chiesto oggi perché lo fai, ci avrebbe sicuramente risposto perché mi fa sentire vivo. Per Ale la vita era una sola e andava vissuta così, pienamente, senza paura, cercando la libertà e la bellezza fino all'ultimo istante.